Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Andiamo al video. 18 assist in una stagione, il premio di MVP della Serie A e un peso unico sulle aspettative dopo aver vinto il double con l'Inter la scorsa stagione. Federico Di Marco affronta la nuova stagione 2026-2027 lontano dal suo centro di allenamento a Donaueschingen, in Germania. Cerco sempre di fare la mia parte e di dare molto alla squadra. Il mio metodo di allenamento non è cambiato dopo la delusione in Champions League o dopo il double dell'anno scorso. Cerco sempre di lavorare sodo. A volte i risultati sono migliori, a volte un po' peggiori, ma per avere la coscienza pulita bisogna sempre dare il 100%. Questa è la base per continuare a crescere giorno dopo giorno. Di Marco punta a vincere lo scudetto con l'Inter. Con 2 trofei in una stagione e un altro all'orizzonte, l'Inter rischia di adagiarsi sugli allori. Ma Di Marco ha svelato i segreti per evitare questo errore. Si lotta allenandosi duramente, con volontà ed entusiasmo, seguendo le indicazioni del mister e, soprattutto, mantenendo viva la fame di vittoria. Questa è la cosa più importante. Se hai fame di vittoria, sei già un passo avanti. Secondo Di Marco, anche il Napoli è tra le squadre che l'Inter dovrà affrontare. Infine, un commento sull'Inter di oggi e sulle sue principali rivali nella corsa allo scudetto. Vedo quest'Inter come negli anni passati, una squadra che inizia a lottare per vincere lo scudetto. Non l'abbiamo mai nascosto a noi stessi, nemmeno quando abbiamo fallito in passato. Credo che tutte le squadre partano dallo stesso livello, anche se quelle che non partecipano alla Champions League possono avere un leggero vantaggio perché quella competizione consuma molte energie. Le nostre principali rivali saranno Inter, Milan, Napoli, Juventus, Roma e Atalanta. Anche il Como si sta rafforzando. Ci sono molte squadre che possono emergere durante tutto il campionato. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Sei d'accordo con lui? O no? Metti mi piace al video e iscriviti qui al canale. Forza Napoli sempre!